Ben ritrovati dalla redazione. Ancora un incidente sulla statale 56 dopo le 20 di ieri sera. All'altezza del civico 188, un uomo di 39 anni residente a Gorizia è uscito di strada a bordo della sua utilitaria, una Fiat Panda, finendo nel fossato che corre accanto alla carreggiata. In un primo momento la dinamica del sinistro aveva fatto temere il peggio, ma ben presto le condizioni dell'uomo si sono rivelate meno gravi di quanto si sarebbe potuto immaginare. Per precauzione è stato egli trasportato all'ospedale di Cattinara a Trieste, ma non sarebbe in pericolo di vita. Disagi alla circolazione a Trieste a causa di un tir che in un punto sembrava essersi incastrato sotto il ponte ferroviario che scavalca Viale Miramare in direzione della città. Contattata la polizia locale è invece emerso che il camionista si è accorto per tempo dell'insufficiente spazio luce sotto il ponte ferroviario e che quindi è stato aiutato a fare manovra. Chiaramente i rallentamenti del caso si sono comunque registrati, ma tutto è stato risolto nel giro di circa un'ora. L'hanno trovata casciata a terra quasi svenuta, al suo fianco il fratello che provava a farle riprendere i sensi. Quando i poliziotti della volante hanno incrociato i due su un'arteria trafficata del centro verso le 23, l'anomalia della scena è subito saltata all'occhio. La donna, una cittadina bengalese sulla Trentina, se ne stava priva di forze, stesa, percossa nel fisico, con pugni al volto e al collo e di conseguenza percossa nell'anima, l'ennesima vittima di maltrattamenti domestici a Monfalcone e dintorni. 90 i codici rossi trattati nel 2024 nel perimetro dei 4 comuni, oltre alla città del cantiere. Si contano anche Ronchi dei Legionari, San Canzian di Sonzo e Staranzano. Donata Vianelli sarà la nuova rettrice dell'Università di Trieste. A sorpresa e sull'onda di un'affluenza record, l'89%, l'attuale direttrice del Dipartimento di Scienze Economiche strappa già al primo turno la successione a Roberto Di Lenarda, raccogliendo 552 voti, quasi 50 in più del quorum fissato a 505. Laria Garofalo, l'altra candidata in lizza, si ferma a 341. La professoressa Vianelli sarà la prima donna nella storia a guidare l'Università di Trieste, entrerà in carica il 1 di agosto e il suo mandato si concluderà nel 2031. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche. Oggi c'è in prevalenza nuvoloso coperto, piogge intermittenti e rovesce locali temporali, quota neve oltre i 1800 metri circa. Le precipitazioni saranno più probabili dal pomeriggio. Per quanto riguarda le temperature minime in pianura, fra 10 e 13, sulla costa fra 13 e 15 gradi, le massime ovunque fra 16 e 19 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione. Grazie per averci seguito. A più tardi.